Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi vi porto in una città speciale, dove ogni strada racconta un viaggio e ogni pietra conserva una voce. Trieste non è solo un luogo sul confine, è una finestra sull'Europa, un ponte tra mondi diversi. Affacciata sull'Adriatico e abbracciata dal Carso, questa città ha visto passare mercanti, poeti, scienziati e viaggiatori. Ma com'è nata Trieste? Com'è possibile che una città così vicina all'Italia, all'Austria e alla Slovenia abbia costruito un'identità tanto unica eppure profondamente italiana? Oggi iniziamo un viaggio nel tempo, alla scoperta di una città che ha saputo unire ciò che sembrava diviso. Una città che cambia, accoglie, resiste e insegna. Scopriamola insieme, passo dopo passo. Per capire davvero Trieste dobbiamo tornare indietro, molto indietro, quando questa terra non era ancora una città, ma solo una piccola insenatura circondata da colline e vento. I primi insediamenti risalgono all'età del bronzo, ma è con i Romani che Trieste, o meglio Tergeste, inizia a prendere forma. Era un villaggio di confine, silenzioso ma strategico. La sua posizione, tra le vie dell'interno e il mare, la rese ideale per il commercio e per le rotte militari. I Romani la fortificarono, costruirono un foro, un teatro, acquedotti. La dotarono di una struttura urbana, portando con sé lingua, leggi e architettura. Ancora oggi, passeggiando per il centro, si possono scoprire tracce di quel passato antico, come il teatro romano incastonato tra i palazzi moderni e le strade trafficate. Con la caduta dell'impero romano, però, arrivarono i secoli difficili, le invasioni, le guerre, i cambiamenti politici. Eppure, nonostante tutto, Trieste non sparì. Al contrario, mantenne una sua presenza, piccola ma costante. Una città che sembrava dire «ci sono ancora». Ed era vero. Nel Medioevo, Trieste cominciò a riorganizzarsi come comunità. Il mare restava il suo orizzonte, ma le minacce erano tante. La più grande? Venezia. La potente Repubblica dominava l'Adriatico e vedeva Trieste come un possibile ostacolo. In cerca di protezione, nel 1382, la città fece una scelta cruciale. Si consegnò spontaneamente all'impero asburgico, pur di non essere inglobata da Venezia. Fu una scelta che definì il futuro. Con l'arrivo degli Asburgo, Trieste entrò in una nuova fase. Non era più solo un piccolo porto, ma una città destinata a crescere, a evolversi, a dialogare con mondi diversi. L'impero la considerava importante e questo cambiò tutto. Trieste cominciò a guardare verso nord, verso Vienna, ma senza mai dimenticare il suo legame con il mare. Questa doppia direzione, terra e acqua, centro Europa e Mediterraneo, diventò la sua ricchezza più grande. Un punto d'incontro, un ponte naturale tra civiltà, idee, persone. E mentre altrove si alzavano muri, qui si aprivano porte. Si parlavano lingue diverse, si pregava in modi diversi, si mangiavano piatti diversi. Ma tutto conviveva, in equilibrio. Non sempre facile, certo, ma profondamente autentico. Proprio in quel dialogo, in quella tensione tra mondi diversi, Trieste trovò la sua forza. Una forza silenziosa, ma determinata. Una forza che cominciava a scrivere una nuova storia. Una storia che non nasce da conquiste o imposizioni, ma dalla scelta di esistere, di restare, di costruire.
E quella scelta, fatta secoli fa, è ancora visibile oggi, nei palazzi affacciati sul mare, nei nomi delle vie, nei volti delle persone. È il cuore stesso di Trieste, una città che non è mai nata per caso, ma per volontà, una città dove tutto comincia da un porto che presto avrebbe cambiato il destino non solo della città, ma dell'intera Europa centrale. Quel porto, semplice all'inizio, cominciò a trasformarsi in qualcosa di più. Non era più solo un punto di partenza per i pescatori o di arrivo per qualche mercante. Era diventato il cuore pulsante di un progetto molto più grande, il sogno di un impero. Siamo nel XVIII secolo. L'impero asburgico guarda al mare con crescente interesse. Vienna è ricca, potente, ma chiusa tra le montagne. Serve una via verso il mondo, serve una finestra sull'Adriatico. E quella finestra diventa Trieste. Nel 1719 l'imperatore Carlo VI prende una decisione che cambia tutto. Dichiara Trieste porto franco. Questo significa che le merci possono entrare e uscire senza pagare tasse doganali. Una rivoluzione per l'epoca. In poco tempo la città comincia a riempirsi di navi, di mercanti, di lingue diverse. Arrivano greci, ebrei sefarditi, armeni, tedeschi, croati, serbi. Portano merci, ma anche storie, tradizioni, cucine, abitudini. Trieste esplode di vita. Si costruiscono nuovi quartieri, sorgono sinagoghe, chiese ortodosse, moschee, banche, caffè. Le strade si riempiono di accenti, i mercati di colori. E non è solo commercio, è cultura, è scambio, è dialogo. La borghesia triestina cresce, si raffina. Si fondano teatri, giornali, circoli letterari. Il caffè, quello che oggi chiamiamo alla triestina, diventa un simbolo di eleganza, di incontro, di pensiero. I tavolini diventano piccoli laboratori di idee. Nascono anche nuove professioni, assicuratori marittimi, spedizionieri, banchieri, editori. Tutto ruota attorno al porto e alla sua energia. E i giovani, vedendo questa vitalità, sognano un futuro di viaggi, commercio, conoscenza. Trieste diventa un ponte non solo tra continenti, ma tra generazioni. La città diventa un modello per l'impero, moderna, dinamica, aperta. Tutto sembra possibile. Trieste incarna perfettamente l'idea asburgica di unità nella diversità. Ognuno ha il suo spazio, la sua voce, la sua comunità. Eppure tutto convive, tutto si tiene, ogni cultura contribuisce, ogni famiglia lascia un segno. Ma non è solo il presente a brillare, è il futuro. Le famiglie costruiscono palazzi affacciati sul mare, le scuole si moltiplicano, le industrie crescono, le compagnie di navigazione, come il celebre Lloyd austriaco, trasformano Trieste in una potenza marittima. Le rotte si moltiplicano. Istanbul, Alessandria, Bombay. Trieste diventa il primo respiro europeo per molti viaggiatori e intanto la città comincia a sentirsi fiera di sé, non più solo periferia di un impero, ma protagonista, un punto sulla mappa che all'improvviso diventa centro. Nel frastuono dei cantieri e nel silenzio delle biblioteche, Trieste scriveva la sua nuova identità, con mattoni e inchiostro, con caffè e contratti, con sogni e partenze. Proprio mentre tutto sembrava perfettamente armonico, qualcosa cominciava a muoversi. Un sentimento nuovo, profondo, che attraversava i salotti, i caffè, le scuole. Un bisogno di appartenenza, di voce, di identità. Perché sì,
tra mille idiomi e bandiere, cominciava a emergere con chiarezza una lingua che parlava al cuore, l'italiano. Non era soltanto una lingua usata, era una scelta, una dichiarazione, una direzione. Sempre più triestini cominciarono a riconoscersi in quel legame culturale, letterario, affettivo. E così, nei vicoli della città e nelle pagine dei libri, prendeva forma un'idea: essere parte dell'Italia, non solo per geografia, ma per anima. Ma i sogni, si sa, a volte devono attraversare le tempeste prima di diventare realtà. Il Novecento arriva come un vento impetuoso e con lui tutto cambia. L'Europa intera è una polveriera pronta a esplodere e Trieste, fiera, colta, cosmopolita, si ritrova nel mezzo. È ancora parte dell'impero austro-ungarico, ma quel legame inizia a mostrare crepe profonde. In città si avverte un'inquietudine sottile. Le bandiere, un tempo affiancate con naturalezza, ora sembrano distinguere più che unire. Le parole diventano più caute, gli sguardi più attenti. Le identità, prima mescolate con naturalezza, ora si allontanano, si distinguono, si definiscono. Poi, nel 1914, lo sparo di Sarajevo accende la miccia. La prima guerra mondiale sconvolge tutto. Le navi smettono di partire. Il porto perde il suo ritmo. La città cambia volto. Trieste, così vicina al fronte, trattiene il respiro ad ogni notizia, ad ogni lista di caduti. I giovani partono con divise diverse, alcuni per l'impero, altri con l'Italia nel cuore. Le famiglie si dividono, i quartieri si fanno più silenziosi. Il 1918 segna la fine del conflitto e di un'epoca. L'impero austro-ungarico si dissolve. Trieste, finalmente, viene annessa al Regno d'Italia. Per molti è una gioia immensa. La città che si era sentita italiana nell'anima ora lo è anche nella geografia. Ma il passaggio non è semplice, non per tutti. Le comunità slave presenti in città, sloveni, croati, serbi, vivono un periodo complesso. Il nuovo Stato italiano porta cambiamenti profondi. Le scuole mutano, le lingue minoritarie faticano a trovare spazio, la convivenza si fa più difficile. Quella che per secoli era stata una città di incontro e dialogo, inizia a perdere un po' della sua armonia. Il clima politico spinge verso l'uniformità e Trieste, da crocevia aperto, comincia a cercare, con fatica, un nuovo equilibrio. La Seconda Guerra Mondiale segna un periodo drammatico per Trieste. Nel 1943, dopo l'armistizio italiano, la città viene occupata dalla Germania e inserita nel litorale adriatico, sotto controllo diretto nazista. È un tempo buio, fatto di paura, silenzio e attese. In questo contesto nasce anche la risiera di San Sabba, utilizzata come luogo di detenzione e deportazione. Le sue mura, ancora oggi, raccontano una pagina dolorosa della storia cittadina. E poi, nel 1945, la guerra finisce, ma la pace tarda ad arrivare. I partigiani jugoslavi entrano in città. Inizia un periodo incerto, segnato da tensioni e paure. Le truppe di Tito restano a Trieste per oltre un mese. Si susseguono episodi difficili, arresti, sparizioni, vendette. Il confine orientale si fa di nuovo sottile, fragile, conteso. La città sente il peso della sua posizione, non più solo ponte, ma anche linea di separazione. È in questo clima teso e fragile che intervengono gli alleati,
Arrivano gli inglesi e gli americani. Viene creata una soluzione provvisoria, il Territorio Libero di Trieste. 2 zone, una amministrata dagli alleati, l'altra dalla Jugoslavia. Una città divisa, come Berlino, ma senza muri, solo incertezze. Tra il 1947 e il 1954, Trieste vive sospesa. È divisa in 2 zone, ma non appartiene pienamente né all'Italia né alla Jugoslavia. I suoi cittadini camminano ogni giorno su una linea sottile, tra incertezze e speranze. Si sentono spesso dimenticati, ai margini delle grandi decisioni. I giornali parlano poco di loro. Le istituzioni internazionali discutono, ma le risposte tardano. Eppure la città non si ferma. Resiste. Si sveglia ogni mattina, apre i suoi caffè, stampa i suoi libri, educa i suoi bambini. Vive ostinata, con dignità e pazienza. E proprio in quegli anni, mentre il mondo cerca nuovi equilibri, Trieste dimostra la sua vera forza, la pazienza. Non si ribella con violenza, ma nemmeno tace. Chiede, aspetta, spera. Tiene viva la sua lingua, la sua cultura, la sua identità. Ricorda chi è. Nel frattempo, tra le crepe della storia, si fanno largo nuove generazioni. Figli e nipoti di chi aveva visto le guerre iniziano a immaginare un futuro diverso. Guardano all'Italia con affetto, ma anche con lucidità. Vogliono tornare a casa, sì, ma vogliono essere accolti per quello che sono. Una città unica, con 1000 volti, 1000 storie, 1000 ferite, ma una sola anima. Così Trieste, senza mai smettere di respirare, attraversa il secolo più difficile. Con il cuore aperto, la schiena dritta e la memoria viva. Ma a volte anche le attese più lunghe trovano una risposta. E così, dopo anni di sospensione, Trieste torna ufficialmente all'Italia. È il 26 ottobre 1954. Le strade si riempiono di persone, le finestre si colorano di bandiere, le campane suonano a festa. L'arrivo delle truppe italiane è accolto con emozione, ma anche con una consapevolezza nuova. Non è solo una celebrazione, è un ritorno carico di memorie, speranze e domande. La città, per anni in equilibrio tra mondi diversi, rientra nella geografia italiana, ma senza dimenticare tutto ciò che ha vissuto. Non è un passaggio semplice. Come ogni ricongiungimento, richiede tempo, pazienza, ascolto. Trieste ha sofferto, ha atteso, ha cambiato pelle più volte. Ora vuole respirare, lentamente, e trovare il proprio posto in un'Italia che, nel frattempo, è cambiata anch'essa. Il dopoguerra ha lasciato ferite profonde ovunque, ma anche una nuova voglia di ricostruire, di credere, di rinascere. Gli anni 50 e 60 sono il tempo della ripartenza. Il porto torna a essere un motore vitale, i treni riprendono a correre verso l'interno, le fabbriche riaprono. La città si anima di voci, di progetti, di futuro. I caffè ritrovano la loro vivacità, le università si riempiono di studenti, le librerie tornano a vendere storie. Trieste, che aveva vissuto sospesa, comincia a riscrivere la sua narrazione. Ma è una riscrittura che non cancella. Al contrario, Trieste conserva tutto: l'eredità asburgica nei palazzi eleganti, le tracce slave nei cognomi e nei dialetti, le ferite della guerra nei racconti delle famiglie. Non nasconde nulla, non rimuove, integra. E in questo sta la sua forza.
La città non cerca una purezza fittizia, ma un'armonia vera che accoglie le differenze e le rende ricchezza. Negli anni successivi, la sua posizione geografica, da problema, diventa opportunità. Trieste diventa ponte culturale, città di scambi, laboratorio di convivenza. Chi si parlano lingue diverse, si incrociano religioni, si incontrano memorie. I confini non dividono più, ma connettono. Le stazioni, i porti, i caffè, tutto parla di incontro. E mentre l'Italia si apre all'Europa, Trieste è già pronta. Lo era da sempre, forse, perché il suo spirito, curioso, accogliente, colto, è quello di una città che non si accontenta delle etichette, ma cerca sempre di capire di più, di andare oltre. Così, negli anni, la città ritrova una serenità nuova, non perfetta, non priva di sfide, ma autentica. Trieste non dimentica le tempeste del secolo scorso, ma cammina con passo deciso verso il futuro. Lo fa con il sorriso di chi ha sofferto e ha imparato, con la voce di chi ha aspettato e ora vuole raccontare. E ogni volta che il vento soffia sul mare o tra le strade del Carso, sembra portare con sé una promessa, quella di restare fedele alla propria storia, ma senza paura di cambiare. E quella promessa, a Trieste, non è mai andata perduta. Oggi, camminando per le sue strade, si percepisce ancora quel respiro profondo della storia, fatto di incontri, contrasti, ma anche di rinascite. Trieste è diventata un luogo in cui il passato non è un peso, ma un alleato, dove le ferite del Novecento si sono trasformate in consapevolezza e la memoria è parte viva del paesaggio urbano. Il porto, ora moderno e internazionale, è tornato a essere il cuore pulsante della città. È uno dei più importanti del Mediterraneo per traffico merci e contenitore. Navi provenienti da tutto il mondo attraccano ogni giorno, portando con sé persone, idee, merci e opportunità. Accanto al porto, zone industriali e logistiche creano posti di lavoro, attirano investimenti, mettono in moto energie nuove. Trieste è di nuovo una porta aperta sul mondo, concreta, dinamica, viva. Ma non è solo il commercio a rendere viva la città. Trieste è anche un centro di eccellenza scientifica e culturale. Chi hanno sede l'ICTP, Centro Internazionale di Fisica Teorica, la SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, e il celebre centro di ricerca Elettra Sincrotrone. Le università dialogano con scienziati da ogni continente. Le menti si incontrano, i saperi si scambiano, le frontiere si dissolvono nel confronto. È una Trieste che pensa, che progetta, che costruisce ponti invisibili tra discipline, popoli e generazioni. Anche l'industria ha trovato nuovi spazi. Aziende nei settori della cantieristica, dell'energia, della tecnologia convivono con piccole imprese artigiane, cooperative culturali, realtà editoriali. Trieste produce, crea, innova e al tempo stesso conserva con cura i suoi caffè storici, le librerie indipendenti, le botteghe di quartiere, i festival letterari e cinematografici che ogni anno attraggono migliaia di visitatori da tutta Europa. La città vive in equilibrio tra tradizione e futuro, tra silenzio e fermento. Passeggiando tra il Canal Grande e Piazza Unità d'Italia si sentono accenti diversi, si leggono targhe bilingue, si percepisce un'identità aperta, stratificata, mai chiusa in un'unica definizione.
È una città che non ha paura delle complessità, anzi, le abbraccia. È quella di una comunità che non si accontenta delle etichette, ma continua a cercare nuove forme di espressione, di relazione, di vita condivisa. E forse è proprio questo il dono più grande che Trieste offre oggi all'Italia e all'Europa. La capacità di essere ponte, non solo geografico, ma umano, culturale, simbolico. Un ponte che collega passato e futuro, dolore e speranza, memoria e innovazione. Essere di frontiera, in fondo, non è solo una condizione geografica, è un modo di guardare il mondo, con curiosità, rispetto, attenzione. È scegliere di ascoltare, è accogliere le sfumature senza timore, è vivere il presente senza dimenticare chi siamo stati e chi possiamo ancora diventare. E tu, in che modo potresti essere un ponte nella tua vita? Così finisce la nostra storia di oggi. Trieste non ha mai avuto un solo volto, un solo colore, una sola voce. È una città che ha imparato a camminare sul filo della storia senza perdere l'equilibrio, che ha fatto della complessità la sua forza. Oggi non è solo un luogo da visitare, è un racconto da ascoltare, una lezione di pazienza, una testimonianza di come le ferite possano diventare ponti. Chi la attraversa con il cuore aperto scopre che dietro ogni pietra, ogni parola, ogni silenzio, c'è una storia che vale la pena ricordare. E forse proprio lì, tra i suoi vicoli e i suoi orizzonti, anche noi possiamo ritrovare un pezzo dimenticato della nostra identità. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime storie qui su Il Cuore d'Italia.